La seconda parte dello spettacolo con una canzone, per dire, italiana stavolta, però riguarda sempre la nostra Tirrenia, la cieca della Gran Madre. I ciechi fanno più pena dei morti, fanno più pena, ma la cieca della Gran Madre, lei strappava il cuore anche ai cani, anche ai cani, anche ai cani, perché i suoi occhi erano verdi come due pastiglie Valda, eran verdi come i tramvai. Quando torna l'estate, lei vendeva le candele lì davanti alla Gran Madre, sempre in piola era suo padre che piangeva per lei e la sera rincasava, camminando lungo i muri, rincasava e si spogliava, si metteva a dormire tutta nuda lì per terra, ma i suoi occhi erano verdi come due pastiglie Valda, eran verdi come i tramvai. Quando torna l'estate, una sera, era la sera di Pasqua, sera di Pasqua, lei rincasò come ogni sera, si spogliò e si mise a dormire, tutta nuda, lì per terra, ma non era entrata in casa, era entrata in una chiesa e dormiva tutta nuda lì davanti all'altare, ma nessuno disse niente, neanche il prete che era un duro, se ne andarono in silenzio per lasciarla riposare. Di notte alla Madonna una lacrima discese, una lacrima discese sulla guancia alla Madonna, e al mattino aperse gli occhi, i suoi occhi così verdi, aprì gli occhi e vide il sole lì davanti alla Gran Madre, perché i suoi occhi erano verdi come due pastiglie Valda, eran verdi come i tramvai. Quando torna l'estate, e adesso vi lascio in compagnia di miei amici Luisella Guidetti e Beppe Moncalè con Madama Bonin e Mussi Pautas. Più presto non c'è tempo da aspettare, ma quanta gente deve ancora salire, è sempre pieno se poi posto non troviamo mai per noi. C'è lei a Madama Bonin, ma lo sa che è una vita che la vado pinare al mercato. Ma dove che le stai tutto questo tempo? Oh, c'era Mussi Pautas, ma dove che sia staita? A ca, a guardare menù di impiccit. Ma lo sa che stu porcita la famiglia russole. E poi covel alle pampesche insomma veduse. A sarà al massimo 14 rapimenti fa. Come che sarebbe di Madama Bonin 14 rapimenti fa? E riesco neanche a seguirla, ecco. Che senta, a saria di che tutta il pia le passai in asmana. Che fas al conto? Tutti i dì almeno 2 rapimenti divis 14 a fa 7 che vuol dire asmana. Già, ma è vero, ha proprio ragione. E candia un po' Madama Bonin, l'endaita a te. Ma capisco che sono andaita. Mi sono una buona cittadina, il mio 2 euro lo faso. Perché, come il di cullon, che chiara le ne andaita?
Ma no, prescendete sono prondate con me. Ma che adesso che le finia sta landa e sento più leggero, come se lei si liberame da un paese. A Svetka sarà contenta della sua scelta. L'avrà avuta bene. L'avrà visto trionfare la sua idea, Svedlo? No, alle palon. Alle piuttosto finalmente e potrei tornare a girare tranquillo per il centro della città con la mia bicicletta senza che tutti i momenti andirotto per vie traverse a causa di commessi. Lui lì alle proprie verane. Antastidì passà a studiare proprio pinenvive. Senza con te che se uno diventa in centro anche a pe per fare qualche commissione a rischiava ci appese quai barutas la testa o da costi sì o da cui là o da cui da un mese senza con te che uno poteva anche trovarsi alle 9 per aver partecipato ai disordini. Che parla, nenga Luli? Ma che sfigura che avrei fino a denunciare uomo perché l'hanno trovato un giro con un bastone e secondo la nuova legge insieme alle armi il bastone viene considerato arma impropria. Ma che permette, ma suo marito che è il santomo in giro con un bastone da sti tempi alle lupa per caso un antidemocratico suo marito? Ma no, alle artritic e senza bastone riesce proprio neanche a marciare. Ma sa cucina, ma che cosa la via capila? Ah, sì, adesso mi rendo conto. Ma beh, comunque, meno male che alle finia questa storia e una via che basta tutti i diti troviamo la buca delle lettere piena di buste, foglie, fogliette, cartoncine, fotografie, costi, con là, con tutta quella propaganda, vota per me, con noi altri andrai meglio, eccetera, eccetera. Certo che la fai con una bella barba, né? Oh, senza con te i milioni, che l'hanno sbattuto via. Ma chi sa vai, milioni? Oh, mi povero, madama Bonin, ma che tu che non hai studiato, milioni di schila, ma se consideriamo tutta l'Italia, su 1 miliardo, altro che milioni. Certo però, che le belle, vede tanto interessamento da parte di nostri uomini politici per avere la nostra preferenza. Aspetta che l'avio proprio interesse a dimostrare che una volta eletta a manio le promesse fatte, svedlo lì. Ah, ma certo, ma glon alla sprunaie, e poi in dubbio si long. Perché le cariche amministrative, almeno sulla carta, dovrebbero rendere niente e si completamente disinteressati. Ma allora che, ma scusa, ne si pautassi. Ma come mai spendo tanti soldi in pubblicità se poi dopo sti soldi ai turno non a qua? Ecco, alle proprie sì che lavoria, Carla, mia madama Bonin. Ma chi la? Ma è carda ancora la Befana? Che ancora da me, tra un manifesto, reclamisa, mi sai neanche cosa, un'aranciata, un che reclamisa un partito? Secondo chi hai niente differenze? No, la differenza è E quale? che delle volte un'aranciata e una per anche fidese, che pensa insieme. E la saluto, madama Bonin. Cerea. Cerea, si pautassi. Ma, stu santo anche all'abitame proprio una bella sannuria. Alla fermata insieme ci troviamo, le solite battute ci scambiamo, un occhio all'orologio e l'altro al professore aspetta me, tanto il professore aspetta me. Stasmana Roberto Balocco che continua a presentare le tappe dal suo successo e a canta al filobus. L'è tutta colpa dal filibus che va a Turin 61 col col piano nobile due che monta magnu a iera una sera di maggio e il filibus era veit trac che mi prendo coraggio e diso fa cauta anche chi la slargando la gaiopa mi fa un sorriso ben chic or se fa caldo si sciopa prego le offro uno stick adesso ciucciando il gelato non guardano dis scusi sa lei che è così altolocato la macchina non ce l'ha ma signorina scherziamo ma si capisce ce l'ho e allora prego andiamo per Frole fino a San Mo Candisa un po' chiel monsieur commissario cosa dobbiamo mai fare sotto la prima vittura che non smettiasse a zere a te sin la corsia
l'hai pronta di guarigione, illesa è andata via, crianme Lazzaro, lo so che sono colpevole, ma mi son lader d'amore, volevo andare per Frogole e per i prati e i fiori, l'è tutta colpa del filibus che va in 61 col piano nobile dove che monta magnon. Cari amici, un'intervista un po' particolare. Siamo andati alla Foni Cetra e l'umà ha incontrato il maestro Vittorio Borghesi e la cantante Delia, in partenza per San Vincent per la trasmissione al disco per l'estate. È di passaggio a Torino e si trova oggi nei nostri studi della Cetra il maestro Vittorio Borghesi. Caro maestro, benvenuto. Lei è qui per prepararsi ad una cosa molto importante, il disco per l'estate. Sì, io sono qui per il disco per l'estate, sono passato per gli ultimi accordi con voi, con questa casa discografica, con questa Foni Cetra che finalmente mi ha scoperto e mi ha dato la possibilità, l'opportunità di partecipare a questa grossa manifestazione. È troppo gentile, questo è dovuto ai suoi meriti. Più che altro. Senta, mi dica in confidenza che effetto le fa l'idea di andare per la prima volta a Saint Vincent, questa manifestazione così importante alla quale hanno partecipato, come lei sa, tutti i migliori astri, diciamo, gli astri più fulgenti della musica leggera. Beh, vede, a questo punto, anche se non sono più giovane, mi sento un ragazzino emozionato perché dopo tanti anni di professione mi ritrovo all'attenzione del pubblico, di questo grosso pubblico che mi ha sempre seguito ma che non mi ha mai dato la possibilità di arrivare a questa grossa manifestazione, quindi anche se di carattere nazionale, sì, anche quindi è arrivata tardi, d'accordo, ma non è mai troppo tardi, come si usa dire, no? Forse per questo che mi sento emozionato. E finalmente il liscio ha il suo trionfo. Ecco, non solo nelle balere, nelle sale da ballo, ma finalmente viene portato ad una manifestazione di primaria importanza. Questo mi pare che è la cosa che a lei dà più e forse emozione. È importante anche sottolineare, precisare che non è tanto il liscio che ha avuto questo trionfo, ma forse è il liscio che ha scoperto anche l'orchestra Borghesi. Bene, insomma, lei è un precursore del liscio, no? È stato tra i primi a imporre in Italia il liscio, che poi, lo sanno tutti, ma possiamo dire che il liscio in fondo è la musica più tradizionale del ceto popolare, del ceto che ama il ballo veramente, che lo ama alla maniera antica, il valzer, la polka, il tango, tutte queste cose. Senta, che cosa presenta a Saint Vincent? A Saint Vincent noi presentiamo una canzone che rispecchia proprio questo gusto popolare della canzone italiana. Il titolo? Il titolo è Ma sì, ma no. Cos'è, un bisticcio tra innamorati? Beh sì, ma sì, ma no è un po' quello che è quotidianamente il sì e il no che avviene generalmente fra due persone quando si amano, e quando ci si ama si bisticcia sempre un po'. Però poi si finisce per si fare finisce, la pace. L'amore vince sempre ogni cosa, e quindi con ma sì, ma no speriamo di vincere qualcosa anche noi. Senti, io ho letto sui giornali, così naturalmente seguiamo tutti gli articoli che vengono fatti in attesa della grande manifestazione. Dicono che a Saint Vincent mancano le donne quest'anno, ma io vedo che lei ha una cantante che veramente può essere considerata non soltanto come cantante, ma anche così come personaggio femminile di primissimo piano, Delia Cenni. Sì. È emozionata anche lei? Sì, molto. La prima volta che si presenta in queste manifestazioni, ho avuto occasione di fare qualche altra cosa No, di è carattere. la prima volta. È la prima volta, quindi facciamo anche a lei tanti auguri e speriamo che non solo la sua avvenenza ma la sua bravura si imponga e che l'esito sia per voi fortunato. Caro maestro, io le faccio tanti auguri, e soprattutto agli amici di A Nostra Ca che ci ascoltano e che saranno quelli che seguiranno con maggiore interesse questa manifestazione che si svolge da anni nella nostra vicino alla nostra città, vicino alla nostra Torino, sia per voi di ottimo auspicio e vi porti tanta fortuna. Grazie del vostro intervento e buon proseguimento nel vostro lavoro. Grazie a voi della Foni Cetra. Quale primizia per gli amici di A Nostra Ca,
vi faremo ascoltare una parte della canzone che verrà presentata a Svensa, diciamo una parte perché, come ben comprenderete, prima della trasmissione non possiamo darvi in presentazione tutta la canzone completa. Ma sì, ma no, ma sì, ma no, se oggi si litiga un poco. Ma sì, ma no, ma sì, ma no, l'amore non è che un bel gioco. Ma sì, ma no, ma sì, ma no, insisti con quel ritornello. Io ti conosco, sai. Ma sì, ma no, ma sì, ma no, ma sì, ma non cambiare mai. Ma sì, l'amore è bello così. Naud intermes cantà, stavolta ai tocca a Beppe Muncalè con la canzone Che Sumia. L'altra sera al mare poi, oh che sumia, chi le piome. L'altra sera con gli amici, una giornata per tesore dai fai nome, dai vai vu tanto a colvi, che moria per spusena domigiana, una monna somatoi, era il re del Paraguay. Oh mi dai la stomingiostra, oh mi dai la buca mera, oh mi arrivo per terra, tutte dopo intorno a me. L'altra sera al me poi, oh che sumia, chi le piome. L'altra sera che posti, oh ste cruste mia fum la verivome. Lei bei vu tanto a colvi, che le die pit a mia Madonna, verivome la sagnur, oh che molo che dolor. Oh mi dai la stomingiostra, oh mi dai la buca mera, oh mi arrivo per terra, tutte due intorno a me. Oh mi dai la stomingiostra, oh mi dai la buca mera, oh mi arrivo per terra, tutte due intorno a me. I due batteur a mia propria caruso da bon, Mario Ferrero a Vendi Pes e Paulin le mustre. Te, strasum, ti rendere ste caschi, ti rienderei le dite, e ve le fa messi al banco dell'amnis con al banco della tecnica, No, mi ti rondarera niente. No, ti renderera. No, i suon talmebele, sì. Mi la misura dal banchi, la supirunen. I testi che tu ti di, i cacce che i centimetri per ingrandite. Ma mi andio lauti l'udito al civic e fa spie le misure. E poi 1000 misure ti pioti, ma perfette la cassia però. Guarda bene lo che facciano, guarda che mi t'ambranco per alcol e t'strangulo come un pipì. Ma guarda Max e tu ti di e devo marseme il fil di questa mesa cartoccia, ma di smetti se è possibile. Forza madame, il lume i pers. Sti pers ier viu. Ma sei tu che abugi ancora, Forza, il lume i pers fur. E col che vende le cretin. E col che vende alle cretin, ti pendula balorda, piantlan, mi m'interessa un andito a fe. E ti interessa un andito in me, va bene? Va bene? Sì, merlus.
che la Gedalina, fate niente illusione che mi sopporta perché ti sbagli grosso. Mi fico un caos al tuo banco e fa svolare i pes fino alla falchera, né cretinetti? Cretinetti a me? Sì, a te. Ah no, Cretinetti a me? Sì. A me la permettete di dar cretinetti, ti? Ma prova a ripeterlo! Qui ti voglio, prova a ripeterlo, bete dan bete. Prova a ripeterlo, se te la curaggi, avanti. Cretinetti, a piasparai, eh? Allora io dimmelo che sì, era coraggioso. E adesso guarda, fa la finia, rumnan i ciape e l'asmero ische tranquillo. Alleva dame, alle belle totte, avvicinatevi al banco del domani, al banco della tecnica, da me alla tecnica. Di bidun. Ma te, e c'è sto fit vive, dimlo, ma ti so, c'è sto fit vive, guarda, ma troppo fina, perché guarda che mi cancello dell'anagrafe, faccia da coto, una faccia da coto, tante ma che i branc. Mi, i vanno bin finché a calci i lei non fica e 2 o 3 cutla. Forza, madame! Illuma anche le sarde. E anche le siciliane. E anche le siciliane. E illuma anche un deficiente che fa la spiritus con sua brava faccia da ritardamental. Per capire, la parla cunegondo. Ma te la speciate ti, eh? Ma perché ti specie mai Marsun di Marsun? Ti e dovrei girare con al bavarin? Perché da quel deficiente che c'è, per le perde anche le bave addosti, la capire? Attenzione, signori! Attenzione, signori! Appena finito di fare il suo discorso, il rappresentante dei minorati mentali. Ma vende tue mostre, balengo don balengo, e lasme tranquillo. Ma chi che ven cerchete te? Chi? Guarda, a me alle sicure che non avevano a cercheme. Ti pistote, se le nengono anche io alle domani, avevano a cerchete i carabinieri per le stesse sicure e anche come aderente al Napi, eh? Cosa casaria? Didi, ma Napi. Tire fuori. Spiegami un po' una cosa. Cosa che lei snapi, per esempio? Napi, nucleo associato pescivendoli incretiniti. Ri, fa la brag, non fa la brag. La tua, alle manna sporca invidia per la mia posizione. Avanti, donne, tutti in riviera. Tutti al mare a Pietra Ligure! Sì, tutti al mare, tutti in montagna, tutti in 2 che vele, basta che comprano a sto biovo, perché sennò è meglio tutti invelenati. Ecco, brave! Allora andate a comprare le muste da quel, vi troverete soddisfatte. Per lungo riguarda l'ora, un cursereve, che ha la segno più giusta in me pes, che le lancette delle muste da stelefan. Avanti, gente! Dei rendamenti i segni, forza, steren sente le bale che occulta la Svizzera sita cami, con prime pes, su sì, a su un pes. Su aeroplani. E già, a su un pes dell'Alitalia, e costì alle nengan merca, alle incandateragi, e mi su un con al banchietta a pes, i su un sant, ma anche i sant a un bel momento l'hanno i tubo pien. Perciò in vado e fa sul banco e pedalo. No, guarda, faccia da mutuo, una faccia da mutuo. E vado me, Nanti, e fa su baracche e biratine e cambio zona. Ciao, saluto. All'endai, messo una lancetta. Però, che razza d'un delinquente che Vattu pienta al frag, bastard! Mentre che è la sigla, vedive la sorpresa per gli amici. Giobia 26 a giugno a 9 ore Zeira, a sono invitati ad assistere alla registrazione a una puntata a nostra ca, con la partecipazione a tutti gli artisti. I posti sono limitatissimi e Puduma accontente max 150 mise, e cioè i primi che telefoneranno per prenotare al posto. Al numero alle 7 6 8 9 3 2.
ad la scuola media Maffei, cui che troveranno al post e saranno accontentati a un'altra occasione. La registrazione sarà al teatro dell'Istituto Maffei, in via Spoleto Neu, angol Cur Regina 34. E anche il numero 26 alle finì. Ringraziamo al piccolo coro dal Maffei, l'orchestra di Romano Farinatti, la banda musicale Eliana Numbersè e la Foniccetra, ambasin dalla vostra Luisella Guidetti. Sessa Grinà, scuta a nostra ca. Au saluto i vostri Mario Castagneri e Giorgio Lupica.